Il Consiglio Comunale a marzo, all'unanimità, ha deciso di conferire all'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, la cittadinanza onoraria proprio nell'anno del centenario quale segno di fratellanza e di comunione fra la città e il Corpo Nazionale degli Alpini. Chi abbia avuto occasione di passare per la nostra città ha visto ormai da diverso tempo la città imbandierata, accogliente, centinaia e centinaia di tricolori, non solo quelli esposti dall'amministrazione comunale, ma i commercianti e moltissimi privati hanno contribuito anche loro di propria iniziativa ad abbellire la città perché sia più accogliente nei confronti di tutte le persone che stanno arrivando e sono già arrivate in città per il centenario. La città della vittoria in questo modo vuole dimostrare al mondo intero di essere anche la città della pace. Siamo di fronte al Museo della Battaglia, un luogo importantissimo che tanti abitanti del nostro territorio magari non conoscono come dovrebbero. E per questo le porte sono aperte. Oggi per esempio il museo fa orario continuato. Sono appena stato al museo ad accompagnare il generale More, il quale si è sorpreso perché conosceva il vecchio museo e ha commentato dicendo almeno tutti gli italiani dovrebbero vederlo una volta. È un invito per tutti. Evidentemente anche gli imprenditori e negozianti del nostro territorio hanno colto l'importanza di essere particolarmente presenti a Vittorio Veneto e hanno dimostrato molta intelligenza perché con magnanimità hanno erogato, hanno aperto le porte delle loro aziende e soprattutto poi hanno aperto il portafoglio. Sono quasi fra sponsor tecnici e sponsor economici, siamo non molto lontani dai 300.000 euro erogati da parte dei nostri imprenditori alla città di Vittorio Veneto per questo centenario. A chi sfilerà domani cosa si sente di dire? Di partecipare gioiosamente a questa grandissima festa perché è la festa della nostra città, la festa della vittoria, la festa di Vittorio Veneto. Io volevo sottolineare il fatto che essere alpini, soprattutto appartenere all'associazione, vuol dire avere passione per le cose, partecipare a tanti eventi, fare tante cose, magari anche rimetterci del proprio perché questi ragazzi, li chiamo così anche se sono un pochettino più adulti, si muovono a loro spese, fanno tantissime cose ma le fanno loro. Per noi in Armi questo è il momento di stringerci attorno a loro, abbracciarli con una metafora perché ovviamente sono più di noi, loro sono più di 300.000 e noi in Armi siamo 10.000. È un bel momento, è davvero un bel momento, un grande riconoscimento che credo sia una testimonianza del loro valore. Credo che da stasera gli alpini qui si sentono a casa. Dir la verità, si sono sempre sentiti a casa a Vittorio Veneto, ma oggi abbiamo la certificazione, il certificato anche dell'amministrazione che siamo a casa e noi questo veramente per noi questo è un significato importante, è qualcosa di, vorrei dire, di emozionante ma anche di fondamentale, perché sancisce qualcosa che già 100 anni fa c'era. Vittorio Veneto per gli alpini è il segno di una rinascita, è il segno di qualcosa di nuovo, è il segno che anche a 100 anni dopo noi vogliamo dire con forza, credete nei valori perché questi sono quelli capaci di portarci avanti ancora per tanti anni. Io credo che sia sicuramente un momento importantissimo perché Vittorio Veneto rappresenta un simbolo, non è una semplice idea, è un simbolo per la nazione stessa. Il riconoscimento all'Associazione Nazionale Alpini riconosce un merito a persone che si sacrificano o addirittura si sono già sacrificate in termini estremi anche con la vita propria. Direi che sì, è un riconoscimento giusto ed è un riconoscimento che va a tutti coloro che si sono sacrificati per fare l'Italia.